Gerusalemme, e naturalmente Pietro, pur sentendosi in prigione, sente però il sostegno dei fratelli di comunità che pregano per lui. Dice il testo, una preghiera incessante saliva al cielo per l'Apostolo, per Pietro, è tutta la comunità che lo sostiene in un momento difficile. Ma in questa situazione Dio interviene e libererà con l'angelo Pietro dalle catene, dalla prigionia. È un testo molto stupendo che mette in luce proprio questo, direi la liberazione definitiva che Pietro ha dal giudaismo, perché diventa libero per annunziare la parola di Dio a tutti i fratelli, anche al mondo pagano. E vediamo, passiamo alla seconda lettura. La seconda lettura ci presenta un testo della seconda lettera a Timoteo, e qui il testo è tutto incentrato su Paolo, sull'altra figura. Anche Paolo si trova in un momento difficile, si trova in prigione, e in certo qual modo anche in un momento quasi al termine della sua vita. Ma non si sente scoraggiato, non si sente deluso, non si sente abbattuto, tutt'altro. È in agonia, potremmo dire quasi, con la stessa vita di Cristo, ma lui stesso dirà: ho conservato la fede, ho corso la mia corsa, ho percorso il mio cammino, ma il Signore mi è stato sempre vicino, la vittoria è con me. È molto bello questo, vedere un Paolo che vive un momento difficile, ma si apre alla speranza, alla speranza. Canto numero 259. Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra. Cantate a Lui che l'universo creò, somma sapienza e splendore. Lodate Dio, tu Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui che tanto l'uomini amò, da dare l'unico Figlio. Solennità dei Santi Pietro e Paolo, Apostoli. Pietro Apostolo e Paolo, Dottore delle genti, hanno insegnato a noi la tua legge, Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli Astemi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono
percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore mi ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrostire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. 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 Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa,
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Pietro, scelto da Cristo a fondamento dell'edificio ecclesiale, clavigero del regno dei cieli, pastore del gregge santo, confermatore dei fratelli e nella sua persona e nei successori il segno visibile dell'unità e della comunione nella fede e nella carità. Aggiungiamo in quest'anno della speranza. Paolo, dopo la sua conversione, è stato aggregato al collegio apostolico come strumento eletto per portare il Vangelo di Cristo ai popoli pagani. È il più grande missionario di tutti i tempi. Entrambi, Pietro e Paolo, sigillarono col martirio a Roma verso l'anno 67. Pietro e Paolo sono i due apostoli chiamati a dare alla Chiesa le primizie della fede cristiana. Noi crediamo secondo il credo apostolico, accogliendo la loro testimonianza e le loro verità. La nostra fede deve essere apostolica, anche per questa imitazione della vita e dell'esperienza degli apostoli. Pietro apostolo e Paolo dottore delle genti hanno insegnato la tua legge evangelica, o Signore, e noi gli siamo riconoscenti. Grazie agli apostoli testimoni della vita, della morte, della risurrezione, dell'ascensione al cielo, ricolmi dello Spirito Santo, la loro voce si è diffusa per tutta la terra. E dopo di loro, attraverso la Chiesa, ministri della fede e i credenti del Vangelo che siamo noi. Alcune testimonianze mettono in evidenza la vita degli apostoli, che non hanno denaro da elargire, ma la forza e la grazia del Cristo Signore. Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Parole dette a uno storpio. Lo storpio assieme a Pietro e Giovanni così entrano nel Tempio lodando, benedicendo Dio. Pensiamo anche ai discepoli di Emmaus. Sono guidati da Gesù a rileggere la Scrittura e a trovarvi che la passione sopportata dal Signore era nel disegno di Dio come compimento della sua venuta tra gli uomini. E nella locanda Gesù è riconosciuto alla frazione del pane. Nel momento eucaristico Gesù risorto si manifesta ai discepoli e dopo aver mangiato con loro chiede a Pietro se veramente lo ama. Alla terza domanda Pietro risponde addolorato: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. E così Gesù affida il gregge come verifica di tale amore. Pietro, con altri discepoli, è arrestato e messo in carcere da Erode, ma l'angelo del Signore lo interviene nella notte e invita Pietro a mettersi la cintura e legarsi i sandali e uscire dal carcere senza che nessuno si accorga. La testimonianza di Pietro sperimenta che cosa vuol dire seguire il Signore ed essere pastore del suo gregge, un gregge che prega con una preghiera incessante il Dio della salvezza.
Paolo è alla fine della sua vita che lo riconosce una battaglia, una corsa, un impegno fedelmente vissuto. Bellissima, meravigliosa testimonianza di Paolo al termine della sua vita. La sua fiducia totale è nel Signore, che darà la corona della salvezza a Lui, ma anche a tutti quelli che attendono la venuta con amore. E sentiamoci noi protagonisti dopo Pietro, dopo Paolo. Il Signore mi libererà da ogni male, mi salverà per il suo regno eterno. Grazie, Signore, per Paolo, per Pietro, per tutti noi che attendiamo la tua venuta e la tua salvezza. E Pietro, nella professione di fede in Gesù, Messia, Figlio di Dio, viene eletto fondamento della Chiesa, che decide a nome di Cristo. Dietro di lui è Cristo stesso che opera, al quale la Chiesa appartiene. Ecco allora, pensando a Pietro, pensiamo a tutti i successori di Pietro e vogliamo essere attenti ad ascoltare e a vivere le sante parole del nostro Papa. Professiamo la formula breve del credo che troviamo nel foglietto. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Celebrando la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, imploriamo l'aiuto divino per la Santa Chiesa e per le necessità e la pace del mondo. Preghiamo. Signore nostro pastore, ascoltaci. Signore nostro pastore, ascoltaci. Per il Santo Padre, successore di Pietro, regga il popolo di Dio con sollecitudine paterna. Abbia il conforto dello Spirito Santo e dell'amore di tutti i suoi figli e trovi in essi adesione generosa alle opere di carità. Preghiamo. Signore nostro pastore, ascoltaci. Per i governanti, sull'esempio dei santi Pietro e Paolo,
siano cooperatori di Dio nel procurare il bene dei loro popoli. Ascoltino il grido dei poveri e promuovano la dignità di ogni persona, rimuovendo pregiudizi e grettezze d'animo. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. Per i perseguitati a causa di Cristo, l'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo li renda forti nella tribolazione e l'incessante preghiera della Chiesa ottenga loro dal Signore la liberazione da ogni angustia. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. Per la nostra comunità, la celebrazione eucaristica in onore dei santi apostoli Pietro e Paolo ravvivi in noi il proposito di perseverare fedelmente nella verità della fede apostolica che essi hanno impreziosito con l'offerta della loro vita. Preghiamo. Signore nostro Pastore, ascoltaci. O Dio, sostegno di quanti sperano in Te, accogli con benevolenza la nostra preghiera. Concedi che per l'intercessione dei santi apostoli serviamo sempre la Tua Chiesa Santa con fedeltà e con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei santi apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa delle origini coi giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati alla venerazione del popolo cristiano
condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pietro e San Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come Chiesa che crede, preghiamo per il Santo Padre, perché sia sempre veramente per noi guida, maestro
Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Da fratelli ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che la comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Canto numero 214. Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque. È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo.
mio calice colmo di ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni. Simon Pietro disse a Gesù: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Rispose Gesù: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseverante nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore.
Martedì 1 luglio alle ore 18 in santuario, preghiera del Rosario per i giovani. Auguriamoci che queste preghiere spingono tanti giovani a unirsi. Il 4 luglio, primo venerdì del mese, l'adorazione eucaristica inizierà dopo la Santa Messa delle 9, terminerà con la celebrazione dell'ora media e la solenne benedizione eucaristica. Venerdì 11 luglio alle ore 20:30 in cattedrale a Udine, vespri solenni dei santi patroni Ermacora e Fortunato. Qui seguirà la presentazione del programma pastorale dell'Arcivescovo. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa di San Giuseppe, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La Santa Messa è finita, andiamo e vivete in pace. Auguri a coloro che si chiamano Pietro e Paolo. Il 471. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come da neve, e il tuo volto il sole. Tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu onore del nostro popolo, Madre di Cristo e della Chiesa, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è